Sono 89 i casi positivi risultati al Covid-19, quelli comunicati dall'ASP di Agrigento fino alla giornata di domenica sera. Nuovi casi esplosi nei comuni che finora non erano stati colpiti, come ad esempio quello di Campobello di Licata, mentre in quello di Ravanusa salgono a 2 i contagiati. Così come anche per il comune di Palma Montechiaro, altre 2 persone contaminate, tra cui una donna di 40 anni e un bimbo di 5 anni, risultato asintomatico. Agrigento un nuovo caso in aumento, quindi arrivano così a 10 le persone interessate alla pandemia. Gli altri comuni interessati non hanno avuto alcuna variazione rispetto ai dati precedenti. Il maggiore risulta essere sempre Sciacca con 21 persone, Menfi con 10, Licata con 8, Canicattì con 4, Favara con 3. I soggetti ricoverati in ospedale sono 15, in quarantena 63, guariti 1, deceduti 9, mentre i pazienti sono stati distribuiti tra i centri Covid di Caltagironi 2, Caltanissetta 5, Marsala 2, Partinico 3, Messina 1. I numeri invece forniti dalla Regione Siciliana, sempre nella giornata di domenica sera, da parte dell'assessorato alla salute, danno la nostra provincia con 104 casi, quindi più di quelli comunicati dall'ASP di Agrigento. Le altre province dell'isola vedono sempre in testa un maggior numero di casi: a Catania con 525, Messina seconda con 314. A fare aumentare i contagiati sono stati i casi successi nelle diverse case di cura, il cui contagio si è esteso a macchia d'olio, quindi Enna con 270, Palermo con 258, Trapani con 94, Caltanissetta 91, Siracusa 77 e Ragusa resta sempre la provincia più sicura con meno casi registratisi, fermandosi a 41 contagi. I test effettuati sono stati 2.000, di cui 1.774 positivi, 100 guariti, 116 deceduti, 632 quelli ricoverati, 76 messi in terapia intensiva, mentre arrivano a 1.146 quelli in isolamento domiciliare in tutta la regione. Intanto sentiamo il sindaco di Campobello di Licata, dove il Covid ha colpito durante il fine settimana con il primo caso che si è verificato. Purtroppo il coronavirus ha fatto ingresso anche a Campobello di Licata. Abbiamo il primo caso. Ieri sera sono stato contattato dall'ASP dove mi comunica il primo caso positivo. Era prevedibile per tante situazioni, perché non poteva essere il comune di Campobello di Licata indenne, a questa infezione, a questo virus che sta creando tantissimi problemi. Io ho sentito il nostro concittadino, sta bene, è a casa, è in isolamento da diversi giorni, e faccio a lui e alla sua famiglia i migliori auguri di una pronta guarigione e gli mando il mio abbraccio. Cosa voglio dire ai concittadini? Cercare di mantenere il più possibile il sangue freddo, cercare di affrontare questa problematica che tutti sapevamo che poteva arrivare ed è arrivata. Quindi le rassicurazioni che voglio fare e la collaborazione che chiedo è per chi già ha osservato le regole, le disposizioni, che li continua ad osservare. A chi ancora oggi crede di essere più furbo o il più intelligente, non so come definirlo, comincia a riflettere perché l'unico modo per cercare di fronteggiare e frenare questo fenomeno è il rimanere a casa e avere quella distanza sociale in modo tale da non avere contatti. Quindi questo è il grande sforzo e la grande collaborazione. Se insieme cerchiamo di affrontarla con serietà, ebbene, questo cercheremo di ridurre completamente i fenomeni e di mettere a rischio determinate persone. Quindi ecco l'appello che vi chiedo, che faccio e che chiedo a voi di osservare. Ci avviciniamo anche alla settimana della Pasqua. Qualcuno, sento dire, si vorrebbe organizzare, chissà cosa vorrebbe fare. Bene, finitela, si rimane a casa, non si può fare diversamente. Solo così possiamo cercare di programmare, di uscire per quando ce lo diranno. Quindi evitate ogni sorta di qualche invenzione per cercare di andare in campagna, in famiglia. Sì, quest'anno la Pasqua è una Pasqua diversa, una Pasqua in cui si riscopre ancora di più lo stare insieme e in famiglia.